nel cuore di Verona, in fiamme una palazzina, 24 persone evacuate, 20 di loro intossicate, trasportate negli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma. Prima udienza del maxi processo sul crack BPV, la rabbia dei risparmiatori davanti al Tribunale di Vicenza, nessuno degli imputati presenti. Maxi sequestro di droga dei carabinieri di Valdagno, trovati in un container dei bancali di cocaina purissima, 7 quintali per un valore di 150 milioni di euro. Il vice premier Di Maio nella Marca trevigiana per tornare a visitare gli impianti di Contarina, daremo al Veneto l'autonomia il prima possibile, nessun dubbio, dice, sui segnali di recessione economica, attacca colpa delle manovre del PD. Intanto, secondo uno studio della CGA, la manovra del governo costerà alle imprese nel 2019 6,2 miliardi. Le aziende in crisi rischiano di finire preda della mafia. L'allarme ieri in un convegno di forze dell'ordine e magistrati. Riscuote consensi da più parti l'iniziativa della bimba veneziana di 10 anni che ha avviato una petizione tra i suoi compagni bloccando l'idea delle maestre che volevano cancellare la parola Gesù dalla canzone natalizia. Aperto al pubblico ufficialmente oggi M9, il museo multimediale high tech di Mestre dedicato al Novecento, la speranza di una rinascita per la terraferma. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano la paura vissuta nel cuore di Verona con un incendio in una palazzina di 5 piani con 24 persone evacuate, 20 di queste sono finite all'ospedale intossicate, sono state chiuse anche le vie limitrofe dalle forze dell'ordine e dai vigili del fuoco. Le fiamme sono partite da un appartamento al piano terra dove vive un'anziana che fortunatamente è riuscita ad uscire subito dall'alloggio prima di rimanere bloccata. In pochissimo tempo l'intera palazzina nel cuore di Verona è stata invasa dal fumo. Subito è scattato l'allarme, sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, ben 6, 21 operatori che hanno messo in salvo le famiglie. Il fumo ha invaso in pochissimi minuti il vano Scala, costringendo i residenti a rimanere dentro gli appartamenti. I vigili del fuoco hanno soccorso le persone facendole scendere con l'autoscala, mentre altri hanno iniziato a spegnere il fuoco. 24 le persone evacuate, delle quali ben 20 sono state portate negli ospedali di Borgo Roma e Borgo Trento per intossicazioni da fumo. Le loro condizioni non destano comunque preoccupazione. Le fiamme, in base ai primi accertamenti, si sono innescate poco dopo le 4 per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei tecnici e del personale del nucleo investigativo antincendio territoriale dei vigili del fuoco. La polizia municipale ha dato assistenza agli sfollati, sul posto anche polizia e carabinieri. Tutte le strade limitrofe sono state chiuse per ragioni precauzionali. E adesso quello che è stato definito il più grande processo nella storia del Veneto, la prima udienza del maxi processo per il crack di Banca Popolare di Vicenza, tantissime le parti civili e moltissime le associazioni presenti ovviamente in questa prima giornata davanti al Tribunale, anche in manifestazione di protesta. Assenti gli imputati, sono 6, ricordiamo tra questi anche Gianni Zonin. Allora ci racconta come sta andando, lo sta seguendo per noi dalla redazione di Vicenza, Gabriella Basso. A te Gabriella. Buongiorno da Vicenza, dove stamane ha preso avvio l'atteso maxi processo sul crack BPV, Banca Popolare di Vicenza. All'esterno del Palazzo di Giustizia si sono presentate associazioni di risparmiatori e loro associati, una protesta silenziosa con l'obiettivo di far sentire la loro presenza. Chi dentro al Palazzo di Giustizia stava per avviare appunto il processo, che si preannuncia comunque lungo e con l'insidia delle prescrizioni in agguato. Oggi e il 15 dicembre però sono 2 le udienze, diciamo così, tecniche, dove è data possibilità ad altre associazioni e avvocati di costituirsi parte civile. 150 quelli che si sono presentati stamane, che hanno dovuto registrarsi, che si sono aggiunti ai già 450 legali rappresentanti di 5.000 soggetti costituiti parte civile nella prima fase. 2 udienze che si terranno a Borgoverga, appunto il Palazzo di Giustizia di Vicenza, ma le successive udienze si potrebbero tenere, questa è abbastanza concreta come ipotesi, nell'aula bunker di Mestre, se appunto saranno in molti che vorranno partecipare, parliamo di associati e risparmiatori, che vorranno partecipare effettivamente al processo. 2 le aule penali adibite alle udienze, queste 2 appunto del 1° dicembre e del 15 di dicembre, mentre nell'atrio del Palazzo di Giustizia è stata sita una sala
sala per il pubblico con dei monitor per poter seguire quanto si sta svolgendo nell'aula. Il tutto comunque possiamo dire che al momento si sta svolgendo sotto l'occhio vigile del Presidente del Tribunale, che ha organizzato appunto queste 2 giornate, coadiuvato dalla presenza delle forze dell'ordine e della vigilanza del Tribunale stesso. Per il momento dal Palazzo di Giustizia di Vicenza è tutto, in linea turno dello studio. Grazie a Gabriella Basso. Questa sera ovviamente ampio spazio a questa prima udienza, la cronaca proprio del processo alle voci dei risparmiatori all'esterno. Economia adesso, nel 2019 la manovra di bilancio comporterà alle aziende italiane un aggravio di gettito di 6,2 miliardi, di cui 4,5 miliardi circa in capo alle imprese non finanziarie e quasi 1,8 miliardi a carico di banche e assicurazioni. A dirlo è l'ufficio studi della CGA, che è giunto a questi risultati dopo aver misurato gli effetti fiscali sulle imprese di ogni singolo articolo presente nel disegno di legge di bilancio. La cifra tiene conto delle nuove misure che appesentiranno la tassazione, della rimozione, del differimento di altre che avrebbero dovuto essere applicate e dell'introduzione di novità che invece alleggeriranno il prelievo. Le cose, secondo lo studio della CGA, andranno meglio nel 2020, quando la crescita del prelievo si ridurrà a soli 374 milioni di euro, per cambiare completamente segno nel 2021, quando il sistema delle imprese, le banche e le assicurazioni beneficeranno, secondo lo studio, di una diminuzione del prelievo fiscale per un importo di circa 1 miliardo di euro. E di manovra, ma non solo, di reddito di cittadinanza, ma anche e soprattutto di autonomia, ha parlato questa mattina il vice premier, nonché ministro del lavoro Luigi Di Maio, al suo secondo la sua seconda della tappa in Veneto dopo quella di ieri a Verona. Oggi era stamattina nella Marca Trevigiana a visitare gli impianti di Contarina. Come sapete proprio Di Maio ha indicato Treviso come il modello per i rifiuti zero nella polemica sugli inceneritori. Ebbene, ha parlato anche di autonomia. Sentiamo allora questo breve estratto dell'intervista raccolta da Lucio Zanato poco fa. Queste ore sto leggendo sui giornali che ci sono dubbi del movimento o di Di Maio sull'autonomia. L'autonomia del Veneto si deve dare, si deve creare il prima possibile, senza se e senza ma, per una semplice ragione: i cittadini del Veneto hanno votato un referendum che non può essere disatteso, quindi non ci sono dubbi sull'autonomia del Veneto da nessuna delle 2 forze politiche che sostiene questo governo, che sostengono questo governo, anzi lo dobbiamo fare il prima possibile. Stiamo lavorando con i ministri competenti per dare l'autonomia richiesta dal Veneto sulle materie richieste il prima possibile. Secondo me nei vari consigli dei ministri di dicembre bisogna affrontare il tema dell'autonomia. Lo stiamo facendo correndo e facendo una corsa contro il tempo, perché immaginerete che la materia è importante, ma il fatto di dire che una materia è importante non significa mettere le mani avanti e dire che perderemo tempo o prenderemo tempo. I veneti hanno diritto all'autonomia perché l'hanno richiesta con un referendum e l'avranno in tempi certi. Queste le parole di Di Maio sull'autonomia. Ha parlato anche di manovra, di reddito di cittadinanza e questa sera ovviamente avremo il focus sulla visita del vice premier nella Marca Trevigiana. Adesso di nuovo la cronaca con 7 quintali di cocaina purissima sequestrati dai carabinieri di Valdagno a Zermenghedo nel Vicentino. Il carico è stato trasportato con dei bancali in un container partito dal Brasile. Si tratta di droga che sul mercato avrebbe fruttato oltre 150 milioni di euro, uno dei più grossi sequestri degli ultimi tempi. La droga molto probabilmente è arrivata nel Vicentino per un errore di spedizione. Il sequestro è stato fatto giovedì intorno a mezzogiorno. I carabinieri sono stati infatti chiamati dalla persona che stava movimentando i bancali e ha notato i panetti. Insospettito ha immediatamente avvertito i militari. La droga verrà ovviamente distrutta a breve dopo i campionamenti e le analisi. Lasciamo adesso per un attimo la cronaca e andiamo a Mestre, perché oggi è il giorno dell'M9, il Museo del Novecento, il simbolo di quella che vuole essere la rivincita e la rinascita di Mestre. Inaugurazione aperta al pubblico questa grande struttura, tante le personalità presenti. Lo abbiamo in collegamento, sta seguendo questa giornata inaugurale Anna Maria Parisi, che vedo sul monitor. Anna Maria, allora raccontaci di questa giornata inaugurale.
Sì, buongiorno Nicola e buongiorno a tutti i telespettatori. L'inaugurazione è ancora in corso, come dicevi tu, tra le più alte cariche dello Stato intervenute qui questa mattina, appena conclusi i loro discorsi, a cominciare dalla seconda più alta carica dello Stato con la presenza del Presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, che ha parlato di questa opera fondamentale come rinascita, come accennavi tu, ma non soltanto di Mestre, della terraferma, ma di tutta l'intera Venezia come città metropolitana. Intervenuto anche il Ministro dei Beni e attività culturali e quindi altre cariche della politica, l'assessore alla cultura della Regione. La storia del Novecento italiana e anche locale. Un'opera fondamentale, ha detto anche il sindaco Luigi Brugnaro, che ringraziando anche i suoi predecessori, a cominciare dal presidente Segre. Con me vicino io inviterei a raggiungermi il Simone Venturini, l'assessore alla cultura di Venezia. Si diceva Simone, questa opera fondamentale per l'intera città metropolitana, un'opera che comunque pone Venezia al centro dell'Europa. Come mai? Sì, ci pone al centro dello scenario del panorama culturale del nord-est dell'Italia, ma anche europeo. Mestre racconta il Novecento è stato lo snodo della crescita portuale, la crescita delle infrastrutture, ma anche la contraddizione tra lo sviluppo e l'ambiente, tra la storia e la contemporaneità, tra il passato e il futuro. Pensiamo solo a Porto Marghera, come si è inserito in un ambiente intoccato per milioni di anni, che diventa poi invece il principale motore economico della città, con tutte le sue conseguenze positive e negative. Quindi Mestre è al centro del Novecento e oggi lo celebriamo. Ecco, si diceva anche di questa opera particolare perché è la ricostruzione, laddove è stato recuperato quello che c'era e non utilizzando altro suolo pubblico, e si diceva anche dell'importanza di questo museo, un museo contemporaneo dove non ci sono opere, non ci sono quadri, statue, ma c'è tutto il panorama del visivo, multiculturale e nel materiale tecnologico. Sì, due aspetti: la riqualificazione edilizia di questo spazio e la bellezza dell'architettura moderna, che in centro a Mestre manca, la modernità, l'architettura moderna che sta arrivando, quindi un grande esempio di riqualificazione urbana che sarà anche un motore economico importante per il centro di Mestre e completa quel panorama di pezzi di edifici della cultura, dei palazzi della cultura, del Toniolo, la biblioteca, del Candiani, quindi il miglio della cultura si completa e si rilancia, ma anche il contenuto, un contenuto liquido, un contenuto interattivo, come l'ha definito il sindaco, un contenuto contemporaneo che può cambiare costantemente e può aggiornarsi con i cambiamenti di un secolo che sia stato breve e si è concluso, ma le conseguenze del Novecento continuano anche nel terzo millennio. Sì, insomma un museo che racconta la genesi del nostro tempo, a cominciare non soltanto da quello che è stato con il Novecento, ma da quello che sarà con appunto il materiale interattivo con cui noi possiamo tranquillamente comunicare. Sì, noi contiamo anche sull'educazione delle nuove generazioni, quindi contiamo che qui vengano molte scolaresche e molti bambini per conoscere un secolo importantissimo, un secolo di grandi contraddizioni, delle più grandi tragedie della storia, ma anche delle più grandi scoperte dalla medicina alla scienza, quindi evidentemente è la sintesi dell'intera umanità il Novecento con tutte le sue contraddizioni, e Mestre a sua volta è la sintesi di questo Novecento italiano. Ecco, un'opera costata più di 100 milioni di euro, che ha visto la partecipazione di pubblico e privato, che ha visto anche la riqualificazione di quello che è stato l'ex distretto militare e poi successivamente il convento di clausura. Sì, quindi si completa un disegno urbano molto complesso. Mestre è evidentemente una città che ha bisogno di riqualificazione urbana, perché il patrimonio architettonico di Mestre è frutto di alcuni anni in cui si costruiva senza vedere il come si costruiva, e questo secondo me è un tassello importante che dimostra come Mestre possa essere comunque palestra per il rilancio dell'architettura moderna. Ok Nicola, se non ci sono domande da studio restituisco la linea. Maria Parisi, grazie per il collegamento, grazie anche all'assessore Venturini. Restiamo nel veneziano per tornare a parlare della vicenda, insomma, che ha fatto il giro un po' d'Italia, quella della bimba di 10 anni del veneziano che ha letteralmente salvato Gesù da una canzoncina di Natale.
Ecco la commovente letterina scritta a mano da una bimba davvero coraggiosa e molto intraprendente. Scrive come nella canzoncina dell'Avvento il nome di Gesù viene cambiato con quello di Natale. Il motivo? Le maestre non vogliono urtare la sensibilità dei piccini musulmani in classe con lei. E lei, 10 anni appena, in quinta elementare, che fa? Si fa promotrice di una raccolta firme tra tutti i bambini della classe, islamici compresi, invitando insegnanti e pure il preside a ripristinare e mantenere la strofa con Gesù. L'episodio è raccontato dalla mamma, dall'intraprendente bambina al consigliere regionale Alberto Semenzato della Lega Nord. È da un'ora e mezza che ho chiamate da tutti i giornali, da tutte le testate nazionali, e sinceramente questo non me l'aspettavo, non se l'aspettava nemmeno la mamma di questa bambina, perché è un po' anche impressionata, diciamo, da tutto questo can che sta montando. Una bimba davvero coraggiosa, di più la sua purezza d'animo ha vinto contro il delirio ideologico e laico di chi avrebbe voluto privarla del Natale, aggiunge l'assessore regionale Elena Donazzan. In questo caso le maestre hanno preso atto che la maggioranza dei bambini hanno deciso che la parola Natale non deve sostituire la parola Gesù nella recita. Punto, tutto qua. Niente di scandaloso. Parliamo di democrazia e qui parliamo di bambini proprio minorenni che fanno le classi elementari. Vicenda che racconta come la piccina da alunna si è salita in cattedra trasformandosi di fatto in maestra delle sue stesse insegnanti. Sì, grazie a questa bambina è stata introdotta. Io vorrei che tutte quante quelle scuole del nostro territorio italiano che sono cristiane portassero nelle classi queste petizioni dove la maggioranza si esprime se farle o non farle, ma essendo appunto noi cristiani penso che sia giusto farle. Ancora polemiche a scuola, ma stavolta nella Marca trevigiana e per colpa di uno sciopero. Quando ieri mattina al suono della campanella è stato comunicato che la classe della figlia avrebbe terminato le lezioni un'ora prima del dovuto a causa dello sciopero, un papà non è riuscito a trattenere la rabbia e ha rivolto insulti contro la maestra, che ha ritenuto responsabile dell'uscita anticipata della figlia, senza sapere in realtà che l'insegnante in questione non aveva aderito allo sciopero, ma semplicemente non lo aveva annunciato in modo preventivo e così si era presentata alle 8, confermando la propria presenza come previsto dalla legge. Ma avendo dovuto far lezione dalle 9 alle 13 e avendo iniziato un'ora prima, il suo orario è slittato. Il papà ha reagito comunque scagliandosi contro la maestra, il tutto davanti ad altri genitori e bambini in attesa di entrare in classe. La maestra interessata non ha sentito nulla, ma ad informare dell'accaduto l'istituto è stato un altro padre che ha assistito alla scena e ha cercato di calmare il genitore, ma una volta a casa ha deciso di mandare una mail al preside per avvertirlo di quanto accaduto ed esprimere la sua solidarietà all'insegnante e all'intero corpo docente. Le infiltrazioni mafiose nel tessuto economico regionale e provinciale, ad esempio nella Marca trevigiana, questo rischio è sempre molto alto. La prospettiva, la cosiddetta vista dall'alto, non è che aiuta, e quello che serve invece è la vista dal basso in queste zone. Guardare alle infiltrazioni mafiose nelle imprese dalla loro quotidianità nel territorio dove operano e non solo in base al complesso sistema investigativo nazionale. Concetti espressi durante l'incontro delle polizie locali del Veneto con rappresentanti della direzione investigativa antimafia di Padova, ma anche con docenti universitari di economia aziendale e con la supervisione del capo della procura di Treviso. Imprese, soprattutto piccole, facili prede del sistema malavitoso. La lampadina, parlando nel settore economico, in genere è dato dal fatto che un'impresa che ha una situazione di difficoltà, che si capisce non essere temporanea dovuta che a un mancato pagamento, ha in realtà una situazione debitoria abbastanza forte, poi improvvisamente sembra rialzarsi e riprendere tutto. Questo può essere un sintomo che qualcuno ha immesso dentro dei capitali che magari non sono puliti. Ecco perché serve un controllo dal campo e perché l'attività della polizia locale è preziosa, perché arriva anche nelle comunità più piccole, dove molte volte si nasconde la mafia con i guanti bianchi. Non a caso abbiamo questo patto Treviso Sicura che fra poco verrà rifirmato perché era in scadenza, in cui c'è proprio questa necessità, si concretizza, di mettere in rete, di mettere a fattor comune soprattutto le informazioni. Prefetto che avvalla anche il supporto dei cittadini con strumenti come i social, che per Treviso sono già
già evoluti in associazione. Si tratta di veramente di un controllo di vicinato, anche di un riappropriarsi di quel sentimento, no, di condivisione dei problemi anche dei vicini. Diversa la valutazione per i vigilantes privati pagati dai cittadini. Io mi auguro che il controllo del territorio integrato con le polizie municipali possa sopperire e quindi non costringere i cittadini a pagarsi il vigilantes. Prefetto, che infine ha toccato anche il tema criminalità nel settore cave e rifiuti. Non ci sono confini, no, per la criminalità, quindi questi rifiuti chissà da dove vengono, chissà con quali profitti, quindi sicuramente il problema verrà attenzionato e nell'ambito di quelle che sono le riunioni di comitato, del territorio, laddove ci dovessero essere delle evidenze verranno attenzionate, così come da parte dei sindaci laddove dovessero loro, come dire, focalizzare l'attenzione. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta per parlare dell'incubo Blue Tongue che riappare sui pascoli della Pedemontana. Blue tongue, meglio conosciuta come lingua blu, è una malattia che colpisce i bovini, gli ovini e i caprini ed è riapparsa dopo anni proprio in questi giorni sui pascoli nell'area montana tra le province di Treviso e Belluno. Grave per gli animali, può infatti causarne la morte, non ha però conseguenze sull'uomo né sulla qualità della carne. Certo è che per evitare eventuali epidemie come per il passato, l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie ha immediatamente disposto il divieto di movimentazione di greggi e pascoli. Il bestiame insomma andrà in quarantena e gli animali non potranno essere spostati da un comune all'altro. Un divieto che rimarrà in vigore fino almeno a dicembre, ma vista la stagione il freddo dovrebbe favorirne la minore diffusione della malattia. La Blue Tongue viene trasmessa solitamente tramite le punture di insetto. Per il momento nei territori dove è apparsa la malattia gli animali colpiti sarebbero pochi, soprattutto però tra bovini ed ovini. Di nuovo a Venezia, ora per parlare del recupero di un importante dipinto da parte dei carabinieri, da Tommaso Stoppa. Tommaso. Sì, buongiorno da Venezia. I carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale hanno recuperato un antico dipinto rubato del valore di circa 80.000 euro che era stato sottratto da una villa nel Pordenonese. Si tratta di un San Giovannino attribuito a un pittore del XVII o XVIII secolo che era stato messo in vendita da una casa d'aste genovese come copia tratta da un originale del pittore spagnolo Bartolomeo Esteban Murillo. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Brescia erano nate da una serie di controlli avviati proprio dai militari del nucleo di Venezia su larga scala riguardanti beni d'arte in vendita presso case d'aste sia nazionali che estere. E nella comparazione dell'immagine del catalogo di quest'asta ligure con quelle contenute in una banca dati di opere d'arte rubate è risultato che questo dipinto era molto simile a quello rubato nel 99 da una cappella privata di un'importante villa in provincia di Pordenone, il cui proprietario era nel frattempo deceduto. Ulteriori accertamenti di natura tecnica e scientifica hanno riscontrato che si trattava proprio di quell'opera. La vicenda si è quindi chiusa oltre che con la restituzione del dipinto ai legittimi proprietari anche con 3 denunce per ricettazione. Per il momento da Venezia è tutto. Grazie a Tommaso Stoppa, ancora da Venezia per parlare di arte e di Tintoretto. Nuova luce ai capolavori del Tintoretto nella sala capitolare della Scuola Grande di San Rocco. In occasione del 500° della nascita del pittore veneziano, i 33 dipinti da lui realizzati sono stati dotati di un innovativo sistema di illuminazione a LED che rende possibile osservarne ogni particolare, strappandoli alla penombra della tenue luce elettrica in cui erano immersi fino ad oggi. Noi abbiamo capito qualche anno fa che dovevamo assolutamente cambiare l'illuminazione di questa sala, perché Tintoretto vive della luce, cioè della vita che dà alle sue opere una illuminazione corretta. I confratelli si sono quindi rivolti a una ditta specializzata che ha realizzato un progetto illuminotecnico all'avanguardia.
Questa ci consente, attraverso questi programmi, che sono più programmi di illuminazione, cioè diverse illuminazioni, di mettere in evidenza i caratteri di questo pittore, la sua natura, il messaggio che lui offre a chi lo guarda. E con queste immagini bellissime di Tintoretto ci fermiamo, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Pressione in aumento sulle nostre regioni, bel tempo sul Triveneto. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e decisamente anche soleggiato un po' su tutti i settori, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota, possibili soltanto locali foschie al mattino. Temperature minime tra lo 0 e i 2 gradi. Valori massimi compresi invece tra 6 e 8 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata all'insegna del bel tempo. Sulla nostra regione infatti sarà ampiamente soleggiato, il sole quindi la farà da padrone. Il cielo sarà al massimo poco nuvoloso, innocui addensamenti solamente sui monti. Temperature minime tra lo 0 e i 2 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 7 e 10 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo in genere asciutto e stabile anche sulla nostra regione, tuttavia con qualche foschia nella prima parte della giornata sui settori di confine. Ampio soleggiamento altrove con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime comprese tra lo 0 e i 2 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 7 e 11 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.